Partiamo dal premio che ricevi, miglior becco squadra la scorsa stagione. Non ha senso parlare della scorsa stagione, però sei a Padova da meno di un anno e stai già ricevendo degli onori, credo che per te sia anche molto gratificante e anche Sì. ti ripaga un minimo della scorsa stagione così. Sì, fa piacere ricevere questo premio, anche se è ovvio che il risultato più importante era salvarsi l'anno scorso, però fa piacere che sono stato apprezzato per quello che ho fatto anche dalla gente e speriamo. L'anno scorso non abbiamo raggiunto l'obiettivo e speriamo di rifarci quest'anno. Senti, ci racconti le ore post derby, come avete festeggiato? Non è stato vinto niente, però insomma una partita importantissima per tutto l'ambiente. Come avete festeggiato dopo la partita? No, è una partita importante, quello sì, perché se vincevano loro andavano a 4 punti, invece siamo tornati in vetta, volevamo tornarci e non abbiamo festeggiato più di tanto perché sappiamo che il campionato lungo è ancora difficilissimo e siamo andati sinceramente a mangiare quasi tutta la squadra e abbiamo festeggiato così. Dove siete andati? Qua a Padova? Sì, siamo stati a Padova. Senti, ne parlavamo anche prima, un Padova che ultimamente viene fuori quasi sempre nel secondo tempo, quindi decisiva la panchina lunga secondo te? Sì, è decisiva perché siamo una squadra lunghissima, con tanti giocatori che anche chi sta in panchina può fare titolare benissimo in altre squadre, non ci sono 11 titolari, il mister quasi sempre cambia, non c'è una formazione tipo. E anche ieri viene in mente come è entrato Moculo, ci ha spostato 10 metri in avanti e siamo riusciti a portare a casa il risultato. Ma oltre alla panchina secondo te cosa ha avuto il Padova più del Vicenza ieri? Ma ieri è stata una partita equilibrata, si poteva basare su episodi, siamo stati bravi noi su una palla nativa a sbloccarla, però Vicenza è una grande squadra e sappiamo che fino alla fine ci darà battaglia come altre 2 o 3 squadre, penso. Senti, quanto è più bello giocare in una cornice di pubblico del genere, in uno stadio così, con tanti tifosi da una parte e dall'altra? Come l'hai vissuta tu da questo punto di vista la partita? No, sinceramente sono le partite che sogni da quando inizi a giocare, perché con così tante persone, un derby, vincerlo in quel modo, l'acquazzone, tutto, è stato quasi tutto perfetto ieri, però dobbiamo dimenticarci questa partita velocemente e mercoledì ce n'è già un'altra di Coppa che è altrettanto importante. Senti, invece durante la settimana, perché si è sentita molto l'attesa di questa partita, c'era tanta tensione, come l'avete preparata? Cioè, avete cercato anche di non lasciarvi prendere troppo dalla tensione, dal nervosismo? L'allenatore come vi ha preparato da questo punto di vista? Quindi oltre all'aspetto tecnico proprio da questo punto di vista? Sinceramente era una partita che l'aspettavamo da un po', non è vero che sarebbe bugiardo a dire che l'avevamo preparata in settimana, perché è una partita penso che tutti fin da inizio stagione avevano voglia di giocarla. Ci ha fatto un discorso iniziale il direttore e basta, poi siamo stati più liberi possibile e ieri siamo arrivati carichi al campo e credo che questo ha fatto la differenza. Senti, adesso per il proseguo della stagione siete tornati nuovo primi, la classifica non si guarda adesso, però un pochino incide anche dal punto di vista mentale questo. Sì, diciamo che dopo la sconfitta a Ravenna e Trieste avevamo detto che c'era bisogno di un confronto, c'è stato, e adesso in queste 3 partite abbiamo fatto 2 vittorie fuori casa, una vittoria in casa con la San Benedetese che insieme al Piacenza forse è una squadra che sotto il punto di vista del gioco è la squadra che più mi ha impressionato, e abbiamo vinto a Vicenza, quindi abbiamo fatto 7 punti contro queste 3 squadre, una reazione c'è stata e quindi pure dal punto di vista mentale è qualcosa di importante. Anche perché tu dopo Trieste sei stato proprio, hai dato anche termini molto schietti, duri, dicendo questo atteggiamento non va bene, dobbiamo cambiare, e si è visto, quindi vi siete confrontati dopo Trieste un po' per risistemare Sì, c'è stato un confronto, ci siamo confrontati e diciamo che il problema era una cosa mentale, adesso ci siamo pure sbloccati e dobbiamo dare continuità a questi risultati, se no la vittoria di ieri non è servita a nulla. Senti, ultima cosa, ieri non hai subito gol, tante partite quest'anno non hai subito gol, ieri è stata una grande prova difensiva, anche perché tu hai giocato con molta autorità, con molta calma, però non hai dovuto fare grandi interventi, davanti a te sono stati veramente quasi impeccabili, anzi forse impeccabili, no? Diciamo che dovevamo ritrovare questo anche nelle altre partite, magari concedevamo qualche azione in più che magari inizio campionato
concedevamo una partita. Ieri siamo stati bravi, non ne abbiamo concessa quasi manco una, bisogna fare i complimenti tutti, non è merito della difesa o mio, ma a partire da Santini a chi è entrato, Serena, a tutti, veramente a tutti, l'abbiamo preparata molto bene e siamo stati bravi a portare a casa i 3 punti. Tu non ti sei neanche mai nascosto, hai detto che vuoi ritornare in Serie B con questa maglia, quindi insomma possiamo dire che il tuo sogno è ritornare in Serie B con questa maglia e magari anche allungare il contratto, che adesso non se ne parla più, però è sempre un motivo di discussione il tuo... Sì, so che qualcosina c'è stato, so che hanno parlato e l'importante ecco, è salire, perché tutti noi, io ho voglia, però vedo tutta questa voglia anche nei miei compagni, perché devo dire la verità, ci sono altre persone che sono in Serie C e tanti noi ci chiediamo come fanno a essere qua, però ecco, la volontà di tornare può fare la differenza. Hai una dedica per questo premio? No, ringrazio sicuramente il mister, perché sto lavorando insieme dall'anno scorso, mi sto trovando bene e ce l'ho vinta anche grazie a lui e speriamo di continuare così. Grazie. Un colpo al cuore tu e la tua squadra ieri a tutta la tifoseria di Senigallia, però chi vince di solito ha sempre ragione. Sì, è un campionato difficilissimo, non c'è solo Vicenza, ci sono altre 3 o 4 squadre che possono giocarcela fino alla fine. Siamo contenti per il risultato di ieri perché era anche un derby, però la strada è ancora lunga e speriamo di arrivare primi in fondo. Adesso dopodomani vi rincontrerete questa volta a Padova per la Coppa Italia, anche quello è un obiettivo vostro? Sì, sappiamo che la Coppa Italia per la Lega Pro è importante perché fa saltare turni nei playoff e quindi ci prepareremo al meglio. Adesso va all'allenamento appunto e speriamo di far nostro anche il derby di mercoledì. Una battuta allo scorso campionato, un campionato non molto positivo per voi con la retrocessione, però il fatto che tu sei stato scelto come migliore vuol dire che insomma il portiere forte come eri già qualche anno fa, di grandissime prospettive, ti stai riconfermando, stai tornando su quelli che erano i tuoi livelli, in attesa, mi auguro, sia sogno un po' di tutti i calciatori, di spiccare il volo verso categorie più alte. Sì, fa piacere ricevere queste prime, anche se l'obiettivo principale, che era quello di squadra, non è stato raggiunto e speriamo di rifarci quest'anno. Ecco. Complimenti, un applauso a Stefano Bonelli.